dopo un ingresso a circa 600 km/h, un volo rovescio e in salita per un alto ruolo di riposizionamento per la prossima manovra. A circa 600 km/h lo vedremo eseguire un po' di lato dalle ridotte dimensioni, intervallato da un roll per lato a dimostrazione delle sue performance, e lo vedremo poi salire su in una discesa cabrata a 50 km. Il centro del display, mirare la sua silhouette. Accordando la manovra in discesa para la pancia con una leggera cabrata e una decisa virata verso sinistra, si riposizionerà e si allontanerà per la prossima manovra. Caratterizzata da un alto e elevato angolo di attacco, saranno due Alfa Romeo da 1500 metri a 300 metri con un angolo di attacco compreso tra i 22 e i 24 gradi che gli permetterà di guadagnare il centro dell'APA a una quota di circa 300 metri, pronti per la prossima manovra. Sta pesando circa 600 kg. Un grande applauso per Lambo. In questa virata ha effettuato 20 gradi al secondo e ha disegnato un circo di 1310, circa 400 metri con una maestria perfetta. Ed ora, durante una manovra di posizionamento in cui sta scaricando tutta l'energia, il 346 effettuerà il volo più lento della giornata. Passerà davanti ai vostri occhi da sinistra verso destra ad una velocità di circa 100 nodi, 180 km/h, minima velocità a cui è possibile mantenere il T346 Master in volo. Con un assetto di circa 30 gradi nose up e con motore tutto dentro, come potete vedere dalle visibili scie nere, sta mantenendo il volo livellato, per poi una rapida accelerazione per creare una mirror resistor. Circa 300 metri davanti alla scuola. Ed ora in allontanamento per prendere velocità
per riposizionarsi per una manovra molto affascinante. Una Snyder negativa a 185 gradi di anchor bank, forza di gravità meno 10. Il pilota è letteralmente appreso il suo e ci fa apprezzare l'eleganza della rotazione sul asse longitudinale. E ora di nuovo su, questa volta in negativo, per eseguire una serie di high alpha roll per riuscire ad apprezzare la capacità del velivolo di controllare perfettamente tutti i parametri di volo, consentendo la massima un looping stretto in cui al top il pilota cade nella prima di 40 gradi e tagliare 5 di display. Sinistra. Un grande applauso per Emiliano Battistelli.